Resta alto in Calabria il trend dei contagi, sono 262 le persone positive al Covid che si registrano oggi, calano i dati nel Cosentino mentre aumentano nel Reggino. Dal rapporto Served emerge che il Covid mette a rischio 29.000 posti di lavoro in Calabria. Il professor Aiello dice: noi non siamo considerati, non contiamo nulla. Il consigliere regionale di Natale presenta un esposto in procura per la mancata attivazione del reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Paola. La Calabria si divide sulla didattica a distanza nelle scuole, i genitori degli studenti preoccupati, c'è chi teme il contagio e chi invece un pericoloso passo indietro per l'istruzione. Risalirebbe ad alcuni anni fa la morte dell'uomo il cui cadavere è stato ritrovato a Gerocarne nel Vibonese. La procura ha dei sospetti sulla sua identità, non collegato a faide del territorio. Sarà l'esame sui resti e sul DNA a svelare nuovi particolari. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Covid perché mentre il Presidente del Consiglio Conte ha appena annunciato che la Calabria è zona rossa, resta alto proprio il trend dei contagi nella nostra regione. Sono 262 le persone positive al Covid che si registrano oggi alle nostre latitudini. Calano i dati nel Cosentino mentre aumentano nel Reggino. Vediamo il bollettino regionale. Confermato il trend di contagi in Calabria, sono 262 nuovi positivi, mentre sono 2.874 i tamponi effettuati. In totale le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 6.092, quelle negative sono 276.850. Resta il Reggino, l'area più colpita, mentre calano nel Cosentino i contagiati. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 58 a Cosenza, 44 a Catanzaro, a Crotone 40, a Vibo Valentia 1 e a Reggio Calabria 119. Aumentano i ricoveri ospedalieri, 212 in reparto, mentre sono 11 in terapia intensiva. Il blackout informativo sul Covid in Calabria, l'ASP di Cosenza ha deciso di non rivelare i contagi comune per comune, mentre la Regione ha modificato proprio il conteggio dei pazienti in terapia intensiva. Intanto i casi positivi aumentano di ora in ora nel Cosentino e anche nel Reggino, è positivo anche il primo cittadino di Rose. La serata di ieri verrà ricordata per due situazioni relative alla comunicazione dei dati riguardanti il Covid-19. Intanto l'ASP di Cosenza ha comunicato la decisione di sospendere la pubblicazione dei numeri relativi ai nuovi casi suddivisi per comune, motivando la scelta affermando che i tempi di elaborazione non sono compatibili con quelli della pubblicazione. L'altra particolarità invece riguarda la Regione e il bollettino ufficiale aggiornato alle ore 20 rispetto a quello pubblicato poco dopo le 17. Decisamente rilevanti le differenze tra l'uno e l'altro. Nel secondo, in particolare, si nota una variazione importante nel numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nei reparti degli ospedali calabresi, che sono passati da 26 a 10. Un bel balzo all'indietro, in particolare a Cosenza, dove si è passati da 14 a 2. Non è stata inserita nessuna leggenda utile a spiegare la modifica di un dato fondamentale per la comprensione della gravità della situazione negli ospedali, ma è chiaro che, come confermato da alcune strutture sanitarie, è stato conteggiato il numero dei pazienti intubati, scartando chi ha il supporto ventilatorio meno invasivo. Un escamotage che abbassa la percentuale di posti di terapia intensiva occupati sul totale dei disponibili nella nostra regione. Facile da intuire che l'operazione sia stata compiuta per migliorare gli standard della regione nel paniere preso in esame per colorare il territorio di rosso o arancione. Tornando al conteggio dei casi, pur non conoscendo la suddivisione ufficiale, grazie alla trasparenza della maggior parte dei sindaci del territorio, si può ricostruire una mappa del contagio nel Cosentino, attribuendo gran parte delle 104 nuove positività. Nessuna notizia ufficiale da Cosenza e Rende, i centri più grandi dell'area urbana e interessati negli ultimi giorni da un costante aumento dei casi. Nel capoluogo dovrebbero essere 11 i nuovi positivi, balzo importante per Rose con 22 nuovi positivi che portano a 43 il numero totale. Il sindaco di Luzzi, Umberto Federico, ha deciso di pubblicare un video per dialogare con i propri cittadini. Oggi devo purtroppo comunicare alla città che il numero dei positivi al Covid
nella nostra comunità sono saliti di ben 11 persone in più, in poche parole, quindi andiamo a un numero complessivo ad oggi di 15 positivi. L'ASP ci ha comunicato che sicuramente nei prossimi giorni la situazione tenderà ancora ad incrementarsi, ad aggravarsi, perché abbiamo notizie di diversi cittadini che si sono fatti tamponi privati e che risultano alcuni di un numero molto discreto essere anch'essi positivi. Anche Rogliano fa registrare un aumento consistente, più 15 tra tamponi rapidi e molecolari, più 4 a San Martino di Finita. Cresce il numero di positivi alla Lamezia Terme, una trentina di nuovi casi annunciati dal sindaco Mascaro, 117 il totale dei positivi comunicati dall'ASP. Si registra un primo caso nel campo Rom di Scordovillo. A Catanzaro si cerca di ridurre la pressione sugli ospedali trovando nuovi spazi, 5 nuovi posti attivati in malattie infettive, 12 nuovi positivi nel Vibonese. A Polia sono 2 medici di famiglia, marito e moglie, indagini in corso tra i loro assistiti anche a Filadelfia. A Reggio Calabria si sfiorano i 100 nuovi casi e si registra la 26esima vittima. Si tratta di un 59enne che si trovava da poco ricoverato in terapia intensiva e raggiunto già in gravi condizioni e gli sforzi sono stati vani. A proposito del blackout informativo di cui si faceva riferimento nel servizio, la Regione fa sapere che ieri alle 20 c'è stato un aggiornamento del bollettino regionale che riporta una modifica proprio nella distribuzione dei casi dei ricoveri. Questa modifica è stata effettuata a seguito di alcune comunicazioni pervenute poi dall'azienda ospedaliera di Reggio Calabria e dall'azienda ospedaliera di Cosenza. Zona rossa e lockdown per la nostra regione, c'è bisogno di restare allerta, come dice anche il prefetto di Catanzaro. Restrizioni è una sorta di lockdown light per far scendere la curva dei contagi. La sanità regge, ma non per molto. Il prefetto di Catanzaro esorta ad un ulteriore sacrificio. Faremo e ci attrezzeremo, speriamo, per quest'ultimo sacrificio che servirà comunque speriamo a portare poi un successivo periodo più leggero, tale da consentirci di trascorrere le vacanze di Natale in famiglia, cioè non appunto con le limitazioni personali. E aumentano anche i ricoveri nei reparti, i reparti in affanno in tutta la regione, una situazione delicata, in particolare al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ma il primario di malattie infettive rassicura: al momento la situazione resta sotto controllo. Malattie infettive e terapie intensive verso l'esaurimento dei posti letto, situazione difficile a Catanzaro. Al Pugliese Ciaccio aumentano i ricoveri, ma, tranquillizza il primario, la situazione al momento è sotto controllo. La situazione è seria, ma ancora ce la possiamo fare. Questa è la nostra, unica arma, il turnover dei pazienti, per cui noi dimettiamo e possiamo accogliere chi sta veramente male, perché le nostre armi ci consentono ora di accorciare le degenze e di inviare al proprio domicilio i pazienti, anche se con tampone positivo. Ma quanti sono al momento i posti letto al Pugliese Ciaccio di Catanzaro? In questo momento abbiamo 29 posti letto. Devo dire che con uno sforzo immenso da parte del primario stiamo cercando di reperire altri posti letto, aumentandoli praticamente anche a una capienza che potrebbe arrivare a 35, forse di più, in maniera tale da soddisfare le esigenze dei pazienti, che hanno bisogno di ospedalizzazione. Voglio soltanto aggiungere una cosa, che per cercare di ricoverare pazienti che ne hanno necessità, perché magari hanno patologia acuta, cioè, e sono comunque sintomatici, stiamo cercando di incentivare il rapporto con gli altri ospedali diciamo di periferia, ma che poi non lo sono, perché sono ospedali di Crotone piuttosto che di Vibo, ma soprattutto con Crotone ultimamente stiamo cercando di mandare là pazienti appunto che necessitano ancora di ospedalizzazione, hanno superato la fase acuta ma hanno bisogno sicuramente ancora di ospedalizzazione, così che noi li mandiamo in questi centri, in questo caso a Crotone, in maniera tale da avere poi il posto libero per un paziente che ha una patologia più acuta in atto.
Ora andiamo nel Reggino, vediamo qual è la situazione dal nostro corrispondente. Siamo all'interno dell'ospedale di Locri, ovviamente di fronte all'ingresso che porta ai reparti. Di fronte abbiamo l'ingresso principale, alle mie spalle vedete il pronto soccorso e anche oggi la vicenda Covid, l'emergenza sanitaria legata al Covid-SARS-2 resta argomento centrale sia a Reggio Calabria che in provincia, Costa Tirrenica e Costa Ionica. Soprattutto dopo la notizia di ieri, che peraltro vi abbiamo riferito nelle edizioni dei telegiornali, secondo la quale la struttura pubblica ha qualche difficoltà a processare tutti i tamponi. C'è stato un allarme lanciato dal responsabile Pier Domenico Mammì. Questo ha indotto molti cittadini a prendere, possiamo dire, letteralmente d'assalto i laboratori clinici privati dove si stanno effettuando, anche oggi è avvenuto, gli screening, cioè i primi tipi di tamponi, i tamponi sierologici che danno già un'idea sulla situazione di ogni singolo cittadino. Certamente i problemi non mancano e anche qui la tematica del Covid è particolarmente dibattuta. I medici chiaramente vogliono operare nel miglior modo possibile anche sulla strada della prevenzione. Peraltro le polemiche anche politiche non mancano. È proprio di ieri una nota sindacale secondo la quale si chiede la revoca della sospensione dei pagamenti delle indennità ai dirigenti medici. In una situazione come questa, certo, parlare di soldi può apparire antipatico, ma la decisione dei commissari dell'ASP è stata accolta quasi come uno schiaffo ai molti sacrifici che i medici appunto stanno facendo. Ma rimane l'emergenza Covid e ancora nel Reggino la situazione è calda. Sono 352 le vittime in Italia in queste ore, c'è un nuovo decesso da coronavirus anche nel Cosentino e un 85enne di Casali del Manco deceduto all'Annunziata. Intanto nel centro della Presila Cosentina è stata attivata la postazione mobile dell'ASP proprio per effettuare i tamponi. Nuova vittima della pandemia nel Cosentino è un 85enne di Spezzano Piccolo, frazione di Casali del Manco, deceduto all'Annunziata di Cosenza, dove da qualche giorno era ricoverato per l'aggravarsi del suo quadro clinico. Il 18° giorno di zona rossa si apre così per il centro della Presila Cosentina con un nuovo lutto. L'anziano non era tra gli ospiti della casa alloggio L'Incontro, dove al momento si trovano 11 ospiti. Le loro condizioni sono stazionarie, in settimana saranno ripetuti i tamponi. Altri 6 ospiti della struttura invece nei giorni scorsi sono stati trasferiti a Rossano. Intanto questa mattina un lungo serpentone di auto nel comune della Presila Cosentina, cittadini in fila per effettuare il tampone in modalità drive-in. Ecco la postazione mobile dell'ASP al campo sportivo Matteo Interno di Trenta. Circa 150 i test effettuati, sul posto anche la polizia locale, e i primi ad essere stati sottoposti a tampone sono stati proprio i vigili urbani, che in questi giorni hanno il compito di notificare le ordinanze di quarantena. Sottoposto a screening chi ha avuto contatti stretti con persone risultate positive, e c'è apprensione nel comune della Presila, dove si contano al momento circa 100 contagi. Parliamo adesso di economia sempre legata al Covid, perché dal rapporto Served emerge che il Covid mette a rischio ben 29.000 posti di lavoro nella nostra regione. Il professore Aiello dice: noi non siamo considerati e non contiamo nulla. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, recita così l'articolo 1 della Costituzione italiana, ma causa coronavirus nel 2020 si stima la perdita di 500.000 di posti di lavoro. Ieri il rapporto Cerved ha dimostrato che ci sarebbe una perdita di 40.000 unità lavorative in Calabria, con un effetto ovviamente devastante sulla tenuta sociale e democratica di questa regione, che già soffre di problemi gravi in termini di servizi pubblici e di produttività. Le imprese oggi hanno un problema di liquidità e quindi la proposta dovrebbe essere quella di utilizzare i fondi subito del Recovery Fund per arginare il problema delle imprese. Nel giro di poche settimane la quotidianità, lo stile di vita e le modalità di lavoro delle persone sono state stravolte drasticamente. Le misure di lockdown per limitare il contatto fisico nel tentativo di fermare la pandemia hanno portato ad una chiusura dei luoghi di lavoro, bar, ristoranti, attività commerciali, facendo così emergere un quadro di sfiducia diffusa nei confronti dei governi locali e delle
istituzioni, che continuano però a promettere indennizzi rapidi per tutte le categorie penalizzate. L'intervento dovrebbe essere quello di utilizzare la leva dei prestiti garantiti dallo Stato per finanziare il capitale circolante delle imprese. E quello che si è osservato, e il rapporto Cerved lo dice chiaramente, è che le imprese e le banche hanno utilizzato i prestiti garantiti dallo Stato per sanare debiti preesistenti. Tra le possibili zone rosse, cioè ad alto rischio di contagio, figura la Calabria insieme alla Lombardia, il Piemonte, l'Alto Adige e la Valle d'Aosta, che a dire di molti sono regioni che nonostante l'alto numero di contagio godono di un sistema sanitario privilegiato. Abbiamo una regione e dei politici pronti a sostenerci? È un problema di visibilità e di reputazione della Calabria in generale. Non gode di ottima, stima nel panorama nazionale, sia per un problema dimensionale, contiamo poco sia in termini politici sia in termini economici, e questo ovviamente ci penalizza nei tavoli dove si creano i forti negoziati nazionali su quello che deve essere poi la soluzione del problema. Noi dovremmo, a mio parere, evitare il lockdown forte, hard, e pensare magari a interventi un po' più selettivi e una sorta di lockdown soft che dia spazio e vivibilità al sistema delle imprese, che ovviamente non tollererebbero una nuova chiusura totale. E intanto, mentre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il commissariamento della sanità nella nostra regione, il consigliere regionale di Natale ha presentato un esposto in procura questa mattina proprio per la mancata attivazione del reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Paola. Un esposto depositato in procura oggi a Paola da parte del consigliere regionale Graziano Di Natale, che dice all'ospedale San Francesco ci sono posti in terapia intensiva ma mancano gli arredi. Io stamattina mi sono recato in procura a Paola per depositare un esposto perché nonostante il decreto del Presidente della Regione, nonostante il commissario Zuccatelli a marzo abbiano attivato i posti di terapia intensiva nell'ospedale di Paola, e nonostante si fosse praticamente messo tutto in piedi per organizzare un reparto bello e pronto, ad oggi noi abbiamo questi 4 posti che non sono attivi, vale a dire i pazienti non possono essere ricoverati perché mancherebbero gli arredi. Questo è semplicemente un esempio di come il sistema sanitario funziona in Calabria. Cioè, mentre al nord costruiscono in 2 giorni le strutture, noi abbiamo strutture nuove di zecca e non le riusciamo a far partire, quindi esponendo anche i pazienti a dei rischi, perché i pronto soccorsi, come lei sa, sono saturi, gli ospedali sono saturi e in più abbiamo dei reparti che non vengono messi in funzione. Questa è una vergogna tutta calabrese. Ho denunciato questa cosa alla Procura della Repubblica perché io ritengo che ci siano delle omissioni o comunque debbano essere accertate le responsabilità di chi doveva fare e non ha fatto, ma soprattutto di chi non ha fatto in questi lunghi mesi. Mentre c'è un docente positivo, quindi sono state chiuse 2 scuole a Crotone, la Calabria si divide proprio sulla didattica a distanza nelle scuole. I genitori degli studenti sono preoccupati, c'è chi teme il contagio e chi invece un pericoloso passo indietro dell'istruzione. Didattica in presenza o a distanza, genitori divisi, ma la preoccupazione di queste ore e l'aumento dei contagi inducono a una riflessione. Alcune decisioni prese attraverso ordinanze dei sindaci, altre dai dirigenti. Ma cosa ne pensano i cittadini? Guardate, io non sono tanto d'accordo adesso, quando c'è questa pandemia, che i bambini vanno a scuola. Per me è meglio che loro rimangano a casa. Per me è una decisione saggia, onestamente. Io preferisco la didattica a distanza che in presenza, se ci sono rischi. Sono contraria perché è retorica, la scuola è la cosa più importante, i ragazzi hanno bisogno di socialità, i ragazzi hanno bisogno di stare in classe. Stare a casa non è la stessa cosa, la didattica è un'altra cosa. È chiaro che la situazione epidemiologica non lo permette, questo lo capiamo, però capiamo che si poteva fare altro. Da una parte sì, da una parte no, cioè è tra 2 cuori, nel senso che comunque la DAD non è la stessa cosa come avere le presenze in classe, però se siamo messi in queste condizioni che tra virgolette non si capisce come,
preferire... Paura per i suoi figli a mandarla a scuola? Sì, diciamo di sì. Secondo me è giusto in un periodo così difficile chiudere tutto, rimanere bloccati per qualche settimana per poi riprendere in un contesto più sereno. Mia figlia non va a scuola serena. Non sono d'accordo con le didattiche a distanza perché nell'anno passato non è stata un'esperienza produttiva per gli studenti, però purtroppo ci troviamo in una situazione difficile, quindi dobbiamo accettarla. Ed ora parliamo della vicenda dell'Abramo Customer Care che è ricorsa al concordato preventivo proprio per tentare il risanamento dell'azienda, ma sentiamo cosa ne pensano i lavoratori e i sindacati. La vicenda dell'Abramo Customer Care preoccupa i lavoratori e il sindacato dopo la strada intrapresa del concordato preventivo, dubbi sulla trasparenza dell'operato e sul rischio di un'operazione che potrebbe essere l'anticamera del fallimento. È un'avvertenza che rende complicata l'azienda stessa, perché siamo in una fase in cui finalmente si riesce a fare un ragionamento sul piano industriale di sviluppo dell'intera Abramo Customer Care, quindi anche di investimento. Al tavolo ci sono seduti investitori, fondi, quindi la possibilità di una vendita per scelta dell'impresa dell'intera attività. Quello che non si comprende è perché. Perché dopo 24 anni in una situazione del genere, visto che la decisione di andare via è quella dell'impresa, non lo si fa con dignità e soprattutto rispetto verso i lavoratori. Se si vuole strategicamente studiare un concordato perché deve essere un elemento che alleggerisce la vendita ed è finalizzato ad un rilancio della società, lo si deve fare con correttezza. Non ha senso che un imprenditore faccia operazioni unilaterali creando scompenso e paura tra i dipendenti. Cosa si deve fare? Essere corretti e leali. Nessuno manda via Abramo. Abramo decide se vuole di andare via. Se resta deve illustrare e spiegare come intende investire e rilanciare l'attività per i prossimi 20 anni. Se vuole andare via deve essere trasparente, mettere le carte sul tavolo e consentire a chi subentra di ridisegnare lo sviluppo di questa società. Parliamo adesso di cronaca. Risalirebbe da alcuni anni fa la morte dell'uomo il cui cadavere è stato ritrovato a Gerocarne nel Vibonese. La procura ha dei sospetti sulla sua identità, non collegato, dice, a faida del territorio. Sarà l'esame sui resti e sul DNA a svelare ulteriori particolari. E in questa zona impervia, nelle campagne della Riola, nel comune di Gerocarne, nel Vibonese, che la squadra mobile di Vibo ha rinvenuto quello che resta del cadavere di un uomo, la cui morte risalirebbe da alcuni anni fa. Il cadavere, ha riferito il procuratore della Repubblica di Vibo, Camillo Falvo, che è intervenuto sul luogo del ritrovamento, è in gran parte scarnificato ed era sotto un'automobile Fiat 500 rossa. Abbiamo dei sospetti su chi possa essere la vittima, ha riferito il magistrato, e speriamo di poter dire chi è nei prossimi giorni. Al soggetto hanno sparato in un altro luogo e poi il cadavere è stato trasportato lì sotto, la carcassa di una Fiat 500. La squadra mobile ha scavato trovando il cadavere che era avvolto nel celofan. Pensiamo che la morte risalga a qualche anno fa, non troppi. Secondo il procuratore di Vibo, l'omicidio potrebbe non essere legato alla faida che c'è stata fra i Loielo e i Maiola. Il contesto è sempre quello, ha detto, ma abbiamo motivo di credere che non sia maturato nel contesto della faida. Su come si sia giunti al ritrovamento del cadavere, Falvo ha spiegato che avevamo avuto indicazioni e poi sono stati bravi gli investigatori a trovare il punto preciso. Il procuratore infine ha specificato che la vettura non è in relazione con l'omicidio, era lì solo per individuare il punto in cui era il cadavere. Successivamente, dopo aver effettuato esami sui resti e sul DNA, si potranno chiarire eventuali circostanze e capire magari chi e perché ha agito e soprattutto in quale ambito investigativo si è giunti al ritrovamento di oggi, che di certo coinvolge anche la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. A proposito di cronaca, si è concluso il processo d'appello denominato ricatto contro quello che è stato definito il branco di Melito Portosalvo, composto da un gruppo di giovani che avevano abusato per 2 anni di una ragazza di 13 anni. I fatti risalgono al 2016. I giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria hanno accolto le richieste della Procura Generale e hanno confermato le 6 condanne emesse in primo grado dal Tribunale. Fra gli imputati c'è anche
è Giovanni Iamonte, al quale sono stati inflitti 8 anni e 2 mesi di reclusione, il figlio del boss Remingo e nipote di Don Natale Iamonte, presunto capo dell'omonima cosca, deceduto dopo un lungo periodo di latitanza che si è concluso poi con l'arresto nell'Interland milanese. Sono stati giudicati colpevoli anche Davide Schimizzi, al quale sono stati inflitti 9 anni di reclusione, Antonio Verducci 6 anni e 6 mesi, Michele Nucera 6 anni, Lorenzo Tripodi 6 anni e Domenico Mario Pitasi 10 mesi di reclusione. Quest'ultimo rispondeva solo di favoreggiamento personale. Il processo è scaturito da un'indagine dei carabinieri che avevano arrestato gli imputati con l'accusa appunto di violenza sessuale di gruppo aggravata. La ragazza che subì la violenza sessuale, che si è costituita parte civile nel processo, aveva proprio una relazione sentimentale con uno di loro che era 19enne. Parliamo adesso della giornata del 4 novembre, giornata delle Forze Armate, celebrazioni sobrie e anti-Covid nella regione. L'omaggio al monumento ai caduti e la deposizione di una corona di alloro. A Catanzaro, in piazza Matteotti, cerimonia sobria per celebrare la giornata e l'unità nazionale e delle forze armate. Sobrietà dovuta all'emergenza sanitaria e alle disposizioni anti-Covid, ma oggi più che mai, è stato sottolineato, questa ricorrenza deve unire l'intera comunità nazionale. Bisogna festeggiare, bisogna ricordare i canoni fondamentali della nostra Costituzione, della nostra democrazia. La festa dell'unità delle forze armate è una festa nazionale, è una festa importante che ricorda appunto tutti i caduti anche nelle guerre e quindi il grande impegno straordinario delle forze armate e io direi di tutte le forze dell'ordine in questo momento, delle polizie municipali, di tutti coloro che sono impegnati per diciamo, a supporto della popolazione, seppure in qualche caso a sanzionare la popolazione, perché si superi questo tragico veramente momento che stiamo vivendo. E in questo momento ancora di più con l'acutizzarsi della pandemia. La ricorrenza della unità nazionale è una ricorrenza che ogni cittadino dovrebbe sentire come una delle più importanti e per questo motivo, nonostante l'emergenza epidemica in atto, abbiamo comunque sentito la necessità di celebrarla ugualmente, seppur in un modo estremamente ridotto ed estremamente sobrio. Adesso vediamo come ha chiuso la borsa. Giornata positiva per le borse europee, sostenute dall'andamento tonico di Wall Street. Proseguono gli scrutini e l'attuale inquilino della Casa Bianca ha preannunciato che ricorrerà alla Corte Suprema in caso di esito contestato, ma gli operatori non sembrano scommettere su una lunga battaglia legale. I risultati provvisori prefigurano un congresso diviso, allontanando l'ipotesi di un nuovo massiccio pacchetto di stimoli all'economia. In tale contesto, reso incerto anche dalla pandemia, gli acquisti premiano nuovamente il comparto tecnologico che mostra le prospettive di crescita più elevate. Sul fronte macroeconomico in espansione il terziario cinese con il relativo indicatore in aumento a 56,8 punti, mentre l'indice PMI composito dell'Eurozona segnala una contrazione a 50 punti. In questo clima di incertezza, a Piazza Affari il FTSE MIB chiude agli scambi il rialzo del 2%, ben intonato come il CAC 40 di Parigi a più 2,4% e il DAX di Francoforte a più 1,9%. Il FTSE 100 di Londra chiude a più 1,7% e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,5%. Nel frattempo, oltreoceano corrono il Dow Jones a più 2,3%, l'S&P 500 a più 2,9% e il Nasdaq a più 4%. Sul Forex l'euro-dollaro viaggia poco mosso in area 1,17, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen si attesta a 104,6. Tra le materie prime continua la rimonta delle quotazioni del greggio con il Brent a più 3% a $40,9 e il VTI a più 2,8% a $38,7. Sull'obbligazionario il BTP Bund si riduce a 133 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,69%. Tornando a Piazza Affari, sul FTSE MIB svettano Nexia più 6,7%, Diasorina più 3,8%, Intesa più 3,7%, quest'ultima in scia ai conti e alla conferma della dividend policy, mentre le vendite si sono concentrate su Pirelli a meno 4% e Buzzi Unicem a meno 2,6%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Adesso vediamo le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Condizioni di generale bel tempo continueranno ad interessarci anche nei prossimi giorni, grazie al regime di alta pressione che governa il Mediterraneo centrale. Domani cielo generalmente poco nuvoloso con temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani calmo il Tirreno, poco mosso, localmente mosso lo Ionio. Venti deboli a regime di brezza sul Tirreno, deboli o moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.